Bastava pensarci per tempo come hanno fatto ad esempio Grecia e Croazia e le prenotazioni sarebbero arrivate più in fretta e numerose. Il fatto che ci sia stato un boom di richieste proprio quando anche in Italia è arrivato l'annuncio ne è la dimostrazione. Aver atteso 2 mesi è significato aver perso 2 mesi buonissimi, sono i mesi migliori per le prenotazioni, e chi ha stornato da noi, perché son piovute anche gli storni da noi, chi ha stornato da noi o chi non ha prenotato da noi non è che è rimasto lì ad aspettare che il governo Conte o Draghi dicesse qualcosa, ha prenotato da altre parti. Da quando è stata dichiarata la cosa, la mattina dopo hanno incominciato a piovere richieste per tutta la stagione, il che significa che quel messaggio lì non era importante per salvare solo la Pentecoste, ma era importante per tutta la stagione. In questo momento posso confermarvi che stanno arrivando prenotazioni numerose e questo chiaramente ci fa molto piacere. Numeri buoni a Jesolo, ma ci sono ancora troppi punti di domanda. Registriamo un'occupazione che si aggira intorno al 55%, ragionevolmente qualora il meteo ce lo permetta, in questo fine settimana qualche struttura toccherà punte del 70%, credo non oltre. In corrispondenza col ponte del 2 giugno abbiamo anche il Corpus Domini, festa che normalmente muove flussi importanti sulla nostra località, si sta facendo registrare delle buone percentuali. In questo momento non siamo ancora ovviamente sold out e quindi ci vadiamo bene da avere toni entusiastici. È chiaro che le regole e le imposizioni che stanno mettendo sul tavolo determineranno il successo o meno di quel ponte. Ci sono provvedimenti, iniziative, proposte di decreti, di imposizioni normative che stanno mettendo a repentaglio per quanto mi riguarda la stagione 2021. Stiamo attenti a non complicarci la vita come sistema paese, cercando di fare fughe in avanti, cercando di imporre cose che poi a livello europeo negli altri paesi non saranno alla pari, perché questo vuol dire farci un autogol, vuol dire farci da soli concorrenza.